Professoressa Lucangeli, allora, che cosa serve oggi alle famiglie in quest'epoca social e di realtà iperconnessa per mantenere i figli agganciati emotivamente e abbattere il muro dell'incomunicabilità? È come domandare cosa occorre per dissetarsi. L'acqua occorre, cioè cosa occorre ai nostri figli di noi, la nostra presenza autentica, cosa occorre delle emozioni che gli mancano, le nostre emozioni che si manifestano, cioè c'è bisogno di ritornare a un modo anche profondo, autentico e semplice di comprendere che cosa sia l'intelligenza emozionale, che è l'intelligenza che sente. Quindi, come quando io devo spiegarlo ai miei studenti, faccio esempi quando sento. Per esempio, sento sete, sento fame, sento paura, sento gioia, sento solitudine, sento voglia di andare, cioè quando adopero la parola sentire, quando è qualcosa che non riesco a controllare con quello che in maniera molto spontanea verrebbe da dire pensiero. Quindi i pensieri non controllano ciò che la mente sente. Perché questo? Perché è molto più antico il processo del sentire, proprio da un punto di vista di formazione del cervello umano. Cosa significa in termini educativi? Significa che è più profondo il bisogno di quanto evidentemente noi, nella complessità del vivere, siamo riusciti a dissetare di questo bisogno di affettività e di relazione. Quindi è paradossale, ma è proprio la scienza oggi che dimostra in termini neurobiologici e neurofisiologici che l'educazione ha bisogno di ritornare ad essere affettiva. Grazie.